E buonasera ragazzi, bentornati sul mio canale. Dopo un anno esatto dalla conclusione di Mafia Terra Madre, siamo ritornati con il nuovo DLC Man of Honor, Uomo d'Onore. Che cosa succederà all'interno del gioco? Io non lo so, ma sono molto contento di questo DLC. Già dall'annuncio non vedevo l'ora di giocarlo. Picciotti, grazie mille per l'attenzione. Adesso iniziamo a giocare. Ragazzi, io vi ricordo che sul canale c'è tutta la playlist di Mafia Terra Madre. Quindi, se non l'avete seguita e siete curiosi, andatevi a vedere i video che ci sono appunto qui su YouTube. Se questi tipi di video vi interessano e sono di vostro gradimento, lasciate un like e seguitemi. Io sono Crungex e porto approfondimenti su videogiochi, gameplay, consigli e tanto altro. Intermezzo. L'Immacolata. Ragazzi, ogni tanto mi uscirà il siciliano, perché qui è un gameplay siciliano. Da contare storia do cinghiale. Che ci fu? Grosso quanto una casa. Mio frate l'aveva sotto a tiro. O persi. Ma la suete? Bah, o cinghiale no. O carricò, pareva un treno. Mio frate pigliò la mira, sicuro. E lo pigliò? No. O cinghiale consumava buono per buono. Minchia. Quindi, che feci sto cristiano? Faceva chissà chi consegni vino. Una bottega, una casciata. S'arricchieva chi picciole rodon. Insomma, ci puttia, va. La sentivo troppo rossa. E chi sto sbaglio che si pava. Dopo c'è Andrea, un compratore. Ci penso io. E si inizia così, ragazzi. Andrea tiene tutto il vino nella cantina. Ci penso io. Allora, qui abbiamo delle nuove armi. Che io sappia nel DLC hanno aggiunto appunto qualche arma in più. Abbiamo il Tigri. Insomma, un Gutijutsu abbastanza buono, con un'integrità abbastanza alta. Io ricordo di aver comprato qualcosa, però a quanto pare me li hanno tolti, non so perché. Alcune non risultano, quindi boh, non ne ho idea. Ok, cacciatore. Prendiamoci un bel fucilazzo. Barazzati del ladro divino. Già iniziamo con un Enzo abbastanza giovane, quindi non è ancora entrato, diciamo, nella cerchia mafiosa per come la conosciamo noi. Però qui abbiamo uno dei compiti lasciati dal Don, che è quello di uccidere questo ladrungolo qua. Ok, ho trovato il tasto per scavalcare. Non la fidimmo, va. Questa è la mira. L'arma come si cambiava? Ok, perfetto. Così, poi c'era il coltello, va bene. Un po' ci mustrunzati. Minchia, un po' ci... Le ultime parole famose. Minchia, picciotti, già partiamo malissimo, io lo dico. Partiamo malissimo.
Ecco, perfetto. Crunchex e lo stealth, cioè siamo una cosa completamente diversa. Andiamo subito dal ladruncolo, qua non vedo nessuno, infatti. Com'era che si attaccava col coltellino? Picciotti, mi sono dimenticato tutto. Così l'ammazza, però sì. Ciaone. Ok, questa era la cura. Mamma, schifiupini. A schifiupini. A schifiupini. Ma cosa sblocco qua? Blocco trofei. Sarebbe meglio ricordare come si gioca. Ok, allora perfetto. Questo è il tasto per attaccare. E allora fin qua lo sappiamo usare. Benissimo. Qui c'è altra gente. Doveva essere fatto in stealth, ma non ci siamo riusciti. Minchia, gli uomini di Torrisi, Vediamo se c'è qualcosa da trovare. Qua c'era la casa per disfarmi dei cadaveri. Mannaggia a me, che ho fatto tutta la cavolo di cane. Però qua ci sono le munizioni, ben venga. Quindi ora, da qui, devo scendere per continuare. C'è un inseguimento, Zuma, va. Non potete stare imbaiati da così. Amoni, chiudete tutte cose. Chiudete tutti quasi. Bene, traccheggiamo con numeri rossi. Questi sono palermitani completamente. Ma è un minchio pecchiaiste tutto sto non è che ti posso dire così i miei fognitori. Lo capisti? Facile la così. Che gioca ci capito a Ludovici, desideri che fu picciotti Torrisi. Assai se ne sentono ricosi. E comunque Ludovici, una via a mia protezione. Preparate sto vino, c'è chi che si la va a cattare. Come si lanciava l'oggetto? Così. Vabbè, non sono cosa, piccio. Non sono cosa. Questo è perché è un anno che non ci gioco. Ok, headshot. Secondo colpino. Quindi su. Ok, sono a sinistra. No, sono ovunque, praticamente. Perfetto. Tutti morti? Qua c'è la band e qua c'è la letterina. Orologeria Cascione Palermo. Specialisti in orologi da tasca pluripremiati, fornitore della casa reale. Quindi niente. Primo orologio da tasca svizzero di lusso 2000 lire. Casa Hunter, incisione araldica verde. Firmato Umberto Cascione. Potrebbe essere lui il ladro? Potrebbe essere lui. Però, mo vediamo.
Penso che siamo arrivati proprio davanti a lui. E infatti sta partendo il video. Enzo! Enzo! Ma quindi si conoscono. Andrea, uno fare. Andrea. Donde si ebbe? Amoni, la potremmo abbessare sta cosa? Ah, posso abbessare? Ah, io i piaccioli. Per favore, hai a mia figlia, che è malata. Aida, ci pensa Don Torrisi. Non ti picchiare bene. E infatti, tanto ora tu muori. Che ho detto? Qui abbiamo un Enzo proprio che vuole farsi notare, quindi non ci pensa due volte. Da madre. E Andrea non ha fatto una bella fine, ma proprio per niente. Qui cosa abbiamo? Un'altra letterina, vediamo. Se devi aprire la mia cassaforte, il codice è 191008. Guarda che io conto tutto quanto. Non farti venire pensate della minchia. Bellissimo. Ci sta. (19) 10 abbiamo detto. 08. Vabbè, questo è proprio facile. Su buitiello. Appena mangiata di soldi. Quindi denari. E poi non so, su 100.000 lire, non lo so. Qua c'è un'altra cassa. Cioè c'era il più denari di questa cassa che era praticamente lui stesso. Vabbè. Oh, c'è Cesare. Quell'infame. Ari a casa, già mi pensava che t'avesse già scenato fuori il tuo cadavere. Chi te venne in tiesa? A casa solo. Ma fra, non c'era bisogno di aspettare. Uscita veriano. Ci facci sapere da dove figli butta una cueca comanda, Il tu mi disse che avevo fatto la figlia malata. Ricio non so che è quando hanno spadato un muro. Ma Certo. c'è sempre un picciotto che ci si può fare affidamento. Capace che a mio zio potesse spendere magari una buona parola. Ora, non ti credere una cacoccia in mezzo però, eh? La mone finiscila. Anna che a caricare il suo vino. Prima che arrivano i sbirri a naschiare. Chi sbirri sa avere uno id. Noi abbiamo in Nassancia Leis. Tu parla con Luca e contaci la situazione. Oh my god, Lasciami il gioco. Va buono. Pigliamo la macchina Andrea. Oddio, dobbiamo guidare di nuovo. Oh, Gesù. Tale un che. Vedi se ce n'è altro in arriere. Se tu si sa rubare una poittone. Perfetto. Ragazzi, nella guida non sono il massimo, soprattutto in questo gioco. È un casino. Vediamo se dobbiamo fare delle papere anche questa volta. Pigliate tutto chi tocca reniscete. E un fate minchiate. Luca conta tutti i carichi. Perciò, Andrea non tenderete problemi. Uomo d'onore. E ancora da lui di mano. Non venderete problemi. Manco bao fece. Scimunità e bestia. A pensare che avesse potuto fottere a Don Torrese. Un conto è fare i cenanti che i criaisa. Sarà così. Certo. La minchiata chiama l'avo, già ne sa. Come la minchiata che avessi tu, caro Enzo. Tutto il suo vino, ne potessimo ubriacare del canzone a Pasqua. Magari fosse Don Torresi per la festa dell'Immacolata ci offre di mangiare e bere a tutta la vardata. Tutti dei danni che si fottono uno sciovino e da mace. Tu quanto non supporti? Ma tu mai avresti la manica la chiaremezione e genere fiesa? Sai, secondo me ho venuto una cantina diventò a cena. Ma non ti pigliare appena pete. Deve danni se calassero pure un mancimeristate. È sempre bellissimo leggere tra le righe. I discorsi che fanno sono troppo belli. Scassamenti di minchia. Se te ne lontano lo vigneto, sono tu lo fare tirare in mezzo. Dopo che finisci di parlare con Luca, va tenerne Pasquale. Mezzi aspetta ancora la sua parte dopo il dirlo la settimana passata. Ti puoi dire? Niente sentisi.
Non torni se ci manna a Pasquale a pigliare a rompere valore dalla villa di Ludovici. Prima dell'estate. Quaggi, pezzi d'antiquariato. Tutto pronto a impallato in tre casce. Una passata. Ma Pasquale è una minchia infettoso sfacennato. Ha una pare di scimonete. E ci resti a ricogliere quello che ci pareva prezioso. Sa banda di scimonete dei danni che fa? Sa ricogliere di Pasquale con cui con le carre. Minchia, a Pasquale manco il suo paese vero. Se non che un rapeo di cash. Chi ci trovò? Mutanne di femmine. Cash in capo casci piene di mutanne. E Pasquale che minchia ne sapere come piazzare mutanne. Pasquale, lo noto. Lo cornuto. Dice che a moglie Mischina a di Ludovici non si Pasquale. mette mai dopo fissi mutanne. Ma perché io non trovo mai una femmina così? E allora Pasquale ora che fa? Che fa? Ci prova a vendere la mezzeo come pagamento per il travaglio. Mece di lusso, ci disse. E Don Terese come la pigliò? Secondo te, Pasquale se ne va fuori prima che a mezzeo ci scippava i coglioni a pescancio. Maronna. Minchia, chi dà ancora chi nei mutanne si ritrova? Ma c'è che hanno qualche stunzo per vendere celle. Capace che a poco ne ritroviamo con una bancarella a San Celeste. Povero Pasquale. Ah, buona pari mutanne per Valentino. Ma è davanti. E ancora c'ha a dare piccolo a tuo zio? Ora ci va a dare un doppio. Lo poi stiamo inchiatare la merce lusso. Pasquale lo sa perché è meglio un parlare. E certo. Farete dare i piccioli. Giustamente si ride, però poi alla fine c'è sempre la minaccia Ah, sotto. si insegna. Pezzi di merda. A Vedete? proposito dei pezzi. Luca già torisse un navaghiere. Vabbè, si parla sempre di quello, di pizzo, di sordi. Non è troppo difficile. Tracchisi. Parla già come uno di noi. Magari te ne chiedi nella paglia. Sai, la paglia. Uè, pare che fosse amico Rodolo. Un becchino, Non tornisi ci detta a mangiare la sua famiglia per 20 anni e passa. Mezzo vuole essere trattato come un principe quando stire i piedi. Cioè, è incredibile come all'interno di questo gioco anche le cose che fanno ridere, che strappano una risata, sono cose tragiche, ragazzi. Cioè, sono cose proprio bruttissime. Ora, vediamo cosa succede qua. Sicuramente dovremmo vedere il festeggiamento dell'Immacolata. Sono sicuro che lo vedremo. Qui c'è sempre un po' stupito, ma chi? Ora, ma scusa. La macchina ha lasciato a casa. E noi ce ne verremo un vigneto. Hai a bere se de besce ci riuscirà a consegnare il vino. Buono, leveremo due. Enzo. Oh, Te ne sei a mangiare? Ah, stasera ci mangiare più. che bello rivedere Luca. No, tutto a posto. Buono. Camera manticchia. Minchia, picciotti. Dopo quello che succede nel gioco base a Luca, sinceramente me l'ero preso troppo a male. È bello rivederlo all'interno del gioco. L'altro è infame, già di un giuramento. Mi raccomando, su sbaglio non la fare mai. Vedi, mi raccomando, sto sbaglio non lo fare mai. Ed è proprio quello che succederà poi, ragazzi. Guarda qua. Fasciste senti. La Madonna. I dettagli sono sempre stupendi di sto gioco. Qual ha avuto problemi? La festa era immacolata comincia a essere nata. E io ci ho fatto pulire quel gay. Picchi che vanno cercando. Buttana la miseria, a te però in una grotta ti trovare. Sei nata a benedici matrimoni, risolvere aggaddi, leva debiti. Per una favore che potete domandare. Certo. Solo con l'Immacolata, però. Poi ci approva. Sì, a diventa... Nibuso. Ne si ebbono picciotte brava come a te. Lo capivo. Ci penso io. Certo, ci pensiamo un anno. Sto giro e poi va tenere la vigna. C'è a dire a Pasquale che la donna sta aspettando un suo travaglio la settimana passata. E saluto. Quindi il nostro obiettivo è quello di richiedere il pizzo nelle varie case. Infatti prendi il pizzo dal cappellaio, poi sicuramente andremo pure dal tizio. Sì, andremo da tutti a chiedere il pizzo. Saccio che ci passare i lati. Una villa così sicuro si fecero un sacchi piccioli. Me ne fotte. Io mi ci avvicinassi. Sembra un mondo abbastanza omertoso, di gente che parla ma che non agisce. Maria, mi arricrio. Quando li sento parlare in siciliano mi arricrio. Questa sarà la piazza centrale di San Celeste, che hanno addobbato però per la festa dell'Immacolata. Infatti sì, questa vi ricordo che c'era questa chiesa.
Qua c'è il famoso mercato e il Signore, cappellaio tu proprio cosa qui. crai? Insomma, cappeggia. Anzi è scritto in italiano. Qua ci doveva essere scritto cappeggia. Allora, vediamo. Spero per la tua salute, che chi sono un avuto viaggio che facciamo a Ecco. meglio. Prego. Prego. Sta benedica, tenga un cappiddu e magari piccioli. Non contare, No, perché la tua vuota. sbagliai una volta sola. Lo giuro. Ma raccomando, o a mese presso un biennio solo. O donna è generosa a dare il suo banco. Ma certo. Ragazzi, senza andare troppo lontano, mi ricorda tantissimo un fatto di cronaca del mio paesino. Guarda caso, il sindaco del mio paesino richiedeva il pizzo a quelli delle bancarelle, dicendogli: io ti ho dato visibilità con la bancarella, quindi dammi i soldi. Se non hai i soldi, vengo a mangiare nel ristorante della tua famiglia a gratis. Quindi ragazzi, non è che poi siamo così tanto lontani da mafia terra madre, cioè... Attualmente queste cose succedono. Quindi vai dal signor Lapaglia. E non è il signor Lapaglia? Senta, signor Lapaglia, io qua mi sto confondendo. Non si trova lei. Mi scusassi. Indicatore giallino, eccolo lì. Stasera si mangia bene, certo. Per l'Immacolata si mangia sempre bene. Pane cunzato, magari c'è da pane con la meusa. C'è qualcos'altro? Ma guarda quanto è bello vedere i dettagli. Le arance, la Madonna, le foto, cioè troppo bello. Mi mancava, ragazzi. Certo, non hanno fatto chissà che cosa perché gli asset li hanno presi dal gioco base. Infatti è la stessa città con, diciamo, le stesse cose estetiche. Hanno solo aggiunto qualcosina. Qualche fotina, qualche candela, quale foto della Santa, perché giustamente è la festa dell'Immacolata. E quindi qualche personaggio in più che apparirà all'interno del gioco. Ah, signor Favara, ma io passo ossia. È sempre un piacere. Signor Lapaglia, come siamo? C'è un sole, e sei nata e alla vista la Madonna, e che c'è a dire? Non me lamento. Per l'affare? Tutte cose a posto, non c'è da preoccuparsi. Ecca! Bravo. Ne vedremo presto. Cacetto, ci mancasse. Baciamo le mani a Don Torrese sempre. Tranquillo. Io cercherò di fare dei tagli dove posso. Prendi la quota del Don da Pasquale. Quindi da me chiede da Pasquale, che se non sbaglio era il meccanico. Presumo che il DLC parlerà di un'avventura scollegata all'interno della missione chiave del gioco. Cioè magari ci sarà un nemico principale che, non lo so, metterà zizzania all'interno della famiglia probabilmente e poi lo ammazziamo e continua la storia del gioco. Mi volessi accattare una para in mutanne nuove. Vedi sta minchia. Gifitusi. Un patrimonio mi costarono. Ora come faccio a finire sta fidenzia? La salute l'hai ancora. Ti da carriesa. Ora, ti ricordare che tu caccia a dare o donna. Un moscoidai. Allora, se tu chi che viene per conto di Don Torrisi, ne facessi restata di quando ti ci arriva il nome e deposito? Ecco, vedi, lui fa riferimento appunto a quella missione. Ma fosse tu chi che ci da io. Oggi vengo io a putarci chi che ci debba Don Torrisi. Grazie. Comunque, a che ci sì. Ti può pigliare chiesto. Modello nuovo. Appena arrivato. Provalo e poi dimmi in zocco ti pare. Ci suppone una pare cotiere da sotto. Ti però me la va a pavare. Ora però hai a travagliare. Sciet. I coglioni sanno a proteggere. Andiamo direttamente da Don Torrisi, picciotti. Arriva a fare tu. Ah. Andiamo a maghiare prima. A tu riesci un sacco di cose, non dice niente, non sto a stare. Mi pare che ti sappia cena la pièce. Di scimonite. Ah, queste sono tutte le botte di vino. E di che minchia fecero? La romazzarono fuori lo foigone. Eppure senza rampa. Bella madre.
quante se ne rompiero? Che de caccia abbaissano per farmi ringraziare a Maronna che mezzo c'aveva che fare. Tino già mi volesse fare nuovo. Fottete, Neretino. Sempre così fa. Ronne, c'è consegnare i piccioli pezzo. Naveranno. Ma Tino è due pezzi di merda. Minchia, ogni anno punta da capo. A voltoi, sì. No, ma c'è un bene. Vi a che fare. Certo, perché non ci pensi tu. Figli bottano. Vedi? A proposito di fighe buttane. Piccioli, me la dare prima, la prossima volta. E così mi scommini i conta. Un Zula e Macare, va. C'è tutto. Non manca niente. Minchia, canciasti. Che fa? Ti scenire i coglioni alla fine. Te ca. Raccilla faccia ceccone. Poi te ne vai all'ufficio Rodon. Vuole parlare con te a ricette cose. Te lo capivo. Ecco. Sembra molto carino Tino. Vedi quando ci sta sui coglioni, signor Tino. Ah, vedi stamattina che stai un paesano. C'hai le mani tutte consumate. Maronna santa, ma dare a mangiare a tutta la vigna. Purtroppo sì. La generosità Rodò non si allarga tutta la data. Purtroppo sì, a travagliare e a stare muto magari. Cago c'è? Lo stronzo, l'altro mertoso che ci ha venduti. Buongiorno. Ciao. Venne con una donazione, padre. Pa' Immacolata. Il Signore sia con te, Enzo. In realtà il signore sia con i paesani, visto che i soldi sono dei paesani. Ma comunque. Isabella. Assai generoso fosti con la chiesa. Furono picciolito, ora me pace. È detto In pace. qualche modo è campare. E chi vita è chissà, rimmillo. Era meglio che pozzo. Scusami, e non voleva. Sogno sempre io, Isabella. Chi duca prima la polizia veissante. Solo che Ora sì che è ambizioso. usai chi tu che voglio. Crescevo un mensa uomini che si fecero consumare le ambizioni. Giurami che tu non diventa così. Chi so pensare mia? Ma se vuoi a me parola, t'arugno. Mi sentiamo presso. Un modo giovo. Tu non avessi a essere qua. Ci sono un sacco di sciane. Fa tristezza sapere come va a finire all'interno del gioco. Perché poi, appunto, qua nei dialoghi ci buttano le basi per quello che sarà appunto il finale, per come si svolgeranno le cose. Che fai? Mi tocchi? Ah? Buono, buono. Però Levate. Non ti permette di più. Il tuo problema ora è un mio. Cominciamo, va. Grazie. Facciamo le mani. Buona festa, Don Terresi. Oh, avere stamattina che sogno qua. Ossia, aspettare stamattina, io avevo 3 anni che aspetto. A te! Ma se può sapere un minchia fosse. Ah, Piere, lo sai com'è. Piere. Oh, non farà così. E qua è questo? Pensa che ti mancavo troppo. Salieri. Don Torresi. Salieri. Perdonatemi se mi presento senza il mito. Quanto tempo, Ennio? Quando riusciste? Nanti chiave. Quindi è stato un galera. Prima mi toccò a bessare una poca situazione. Mai c'è nel riposo in paliaimmo. Non è che non ce ne mai riposo. E chi so qua? Enzo. Cosa nostra è? Amore. Guarda. Che posso fare per te? Avete assai gente che aspettano, perciò vi dico subito. Don Torresi, all'America me ne vai. Aspetta. Domani no, ma presto. La questione è che io una pare di cose da bessare. Mentre che io stavo a Intra, due picciotti si pigliarono piccioli che mi poi tirano. Aspetta ragazzi, ma Salieri... Passasse mare all'America. O saccio ne sa trovano. E succa vicino. E dimmi cosa.
Paffio Zetelli e Dante Perrotta, fuori Santa Chiara. Non si scippa i cani piedi. Però non ne sasse mai un dito senza il vostro permesso. Che la vostra benedizione. Ecco a capicciotto, il sistema senza fare scruscio. Mi paresse che questa cosa mi aspetta. Scontaiste la pena da uomo d'onore. Tenesi a bocca chiusa. E quindi può essere Perché aiutato. questo merita il rispetto. E certo. Dateci una mano. Picca scruscio. Signore. Grazie, don Torrisi. Però ragazzi, stavo pensando, Salieri in America. Assai cose, Canciaro. Ma lui Mi è dato conto. il boss mafioso del primo Mafia, che è ambientato in America. Lui è Ennio Salieri. E lui... Salieri è una testa cavora, una testa cavolo. Per non fare venire tutta schifia. Nuange. Ci penso io. Manco l'ange. Noi. Buono. Facciassero il prossimo. Quando cresci, ne tieni nemmeno per travagliare. Senza caccio di sottoparte, però. Samuele, con due cristiani non c'ha parlare, capisci? Poi te vai. Sei pronto per battere e fare piccioli? Bella questa cosa, molto intrigante, tutti questi dialoghi. E quindi qua abbiamo Salieri, ragazzi, che penso proprio sia lui, il boss del primo Mafia, Mafia 1, all'interno di Mafia Terra Madre, perché questo appunto è un prequel che non c'entra nulla con il Mafia americano, però qui abbiamo un personaggio che prima di andare in America viveva a Palermo e che era stato arrestato, quindi lui ha scontato la sua pena di mafioso tenendo la bocca chiusa. E adesso noi dobbiamo aiutarlo e fargli questo favore, prima che lui parta per l'America. Quindi, prima di tutta l'avventura che avverrà poi in Mafia, perché nel primo Mafia lui già è tipo anziano. Quindi qua avrà una quarantina d'anni. Una macchina, vedi che c'è andare a chiostare i cristiani. Effettivamente sembra uno più grande, però non è anziano ancora. Interessante, bello che abbiano preso un personaggio del primo Mafia. Per gli appassionati di Mafia questo è un bel colpo. E allora qui abbiamo la macchina, però non ci sono le macchine che avevo io. Quindi ancora una volta penso che all'interno del DLC devo utilizzare quello che c'è. Enzo, portala tu. La canuscia scuderia nasce da piccolo del sol. Non le sulle bella bruciate? Chi dai? Ora speriamo di non fare minchiate. Magari ci giochiamo un po' in stealth, ma non prometto nulla, perché già come è iniziata l'avventura abbiamo fatto schifo. Enzo, giusto? Le un vieni? Non le zone. A perreare. Capriccia si incarusa. Tu picca che ti caresce la verità. Travaglio con noi di quasi un anno. A posto, Sono molto interessato di questi dialoghi adesso, perché voglio sapere che cosa si diranno. All'Ucceidone. Com'è? Ciao cavolo. La bocceria. C'erano assai cristiani disperati. Ti metti ne vai. Diciamo che mi ha spero. Poi capito che mi viene a portare il rispetto. Tutto, capito? E poi che fai? All'America. Tutto che due capo. Conosci a qualcuno da? Qualcuno sei. I navi, su chi i cristiani se ne vanno. Ti avessi a pensare pure tu. Enzo ci stava pensando. Lo sai come funziona. Mezzio, a vigna. Ci va data bella. A tanti ci abbaissa. Stiamo arrivando. Oh, non ti avvicinare troppo, camara. I picciotti tanto, su, non è che. Ti metti in capo da collina. Ok.
Quando arriviamo al potere facete come vi dico. Qual è il piano? È semplice. Casiamo a moccione e ne scemo che cavalli. Ok, quindi deve essere stealth. Se non si è convinto, si attenta alla macchina. Usa usare o ferro, insomma. Ammazzasse mai a nudo. Ah, guarda, un centinaio di uomini. Mica mi pare normale. Don Torresi piccia a te mordi non se ne piglia. Non mi a fare a bere. Oh, sa, penso a fa, Enzo. Facita la vostra parte. Che ne specciamo sopra. Maria, spero di non incominare bordello. Il cancello è chiuso di l'altro lato. E tu come lo sai? E secondo te veniva a mozzo. Tutte cose controllavo. Perché io continuo a camminare in piedi mentre loro si abbassano? All'altra banda. Amore, amore, amore. Scappa, scappa, scappa. Corri, corri. Ti pare normale? Ma chi vorrete? Ci sono troppe guardie. Ah, lo sai come funziona. I vedessi tutte loro. Su dare avanzi. Sei vero? Nottata tranquilla. Non ti rilassare. Amore, caringia. Potremmo già salire qua. Io ho la chiave e tu c'hai. Tu devi azzecare a ciò che manco ta ferassi a tenerla. Sai, come dici tu? Grazie, Basta grazie. che assunta, lo capisci? Troppo pesante. Tutta a posto. Tutta nottata a ca, da buttare nella minchia. Io un po' con Laura non mi vuoi. Allora, qua sono in due. Devo stare attento. Sei pronto per travagliare? Sì, per me non ti preoccupare. Che ci successe a Chiso? Se mi sento mienzo. Ah, e tu l'ammazzai. A Pierre non te la sai. Cerchiamo da rientra. Ma se la rete, io non se l'hanno aspettato. Noi ti attacchiamo di lato. Minchia. Va buono. Quindi dobbiamo fare il giro. Perfetto. Morti tutti? So qua. Gioca. Paudano, Giodo non è cavalli malate. Chissà, vai sapere c'è scuderia. Spaittiamone, a così ci mettiamo più picca. O potere non è troppo ranne. Prima troviamo i cavalli e prima ne neiamo. Vuoti, i taverni nei fabbricati di fuori. Io cerco a Dante. O donno un vuole scruscio. Non ti scuidare. E allora tu sei temuto. Che stronzo. Quindi dobbiamo trovare i cavalli. E dove saranno mai i cavalli? Che dai, Samba? Stiamo a trovare i cavalli. Stiamo a cercare dopo. Ah, vedi che c'era il modo per vedere dove fossero i nemici. Mi ricordavo io che c'era una sorta di sesto senso, tipo. Male schifosi. Anche ce ne sa respirare. Certo.
Cesare che ci passa davanti e quello non se ne accorge. L'IA ancora non è tanto buona, eh. Nonostante tutto, non hanno fatto granché per l'IA. Lui lo nascondiamo. Come si dice dalle mie parti, lui stiamo già in. Ammucciamo. Cavado un cinnecca. Qua c'è solo lui. Non dobbiamo fare portello. Non te può mocciare, Picciotti, io veramente... Io ci provo, ma a quanto pare non è cosa. Ha la faccia di non fare scruscio. Ha la faccia di non fare scruscio. Ah, sta minchia, che schifo. Madonna mia. Vabbè. Sono morti. Poco fa che io volevo lanciare il coltello, non me lo faceva lanciare. Ora mi dice di lanciarlo e combino macello. Vabbè. Cavaggiuzzi. Ah, che schifo. Male mi sento. Botta di sangue. Ma che c'è? Puzza di merda probabilmente. Anche cavalli morti. Minchia. Cavalli morti da tanto tempo, tra l'altro. Minchia, i cavalli a picca manco stanno a gretta. Però hanno a valere qualche cosa. Se chi si corrono, si accasciano temporoso con. Esatto. Perché sono cavalli comunque avvelenati, drogati. Forse per vincere le corse. Vediamo qua. Signor Perrotta, ecco le istruzioni come eravamo d'accordo. Prima della gara, iniettate al cavallo una fiala di cocaina. Perfetto, quindi pure il cavallo cocainomane abbiamo. È importante farlo al momento giusto. Troppo presto e il cavallo sarà impossibile da controllare. Non arriverebbe nemmeno alla partenza, quindi fatelo all'ultimo momento. Se volete che perda e basta, rallentate il cavallo con il laudano. Non usatene più di mezza siringa, o lo tramortirete prima della gara. Dottor Sottile. Cacciano a pochi cocaina. Ah, stricnina. Stricnina. Chi si giocano i cavalli? Ah, ma cercare ancora. Vabbè, che i cavalli fossero drogati l'avevamo capito tutti. Fanno la guarda a qualche cosa che è da ringia. Vabbè, tanto ormai abbiamo ammazzato tutti. Lo stealth non ci interessa più. Minchia, chiusa, Sparamoci. Da sopra, a finestra. Ci stiamo ridotti. La arrampichiamo. Perfetto. Madre, ma quante medicinali. Minchia, roba bella, Tutta questa potremmo fare scemare mezza Sicilia. Dove va donte, pare sano? Mi pare cautenciero. Fammelo talere buono. Lettera di Alfio. Dante, tu sai sempre tutto, perciò è possibile che hai già sentito questa notizia. Pare che ci sia qualcuno a Porto al Maro che sta chiedendo di noi. Potrebbe essere lui, come potrebbe essere un'altra persona. Nessuno sa niente, ma a me sta cosa puzza. Dovrebbe essere ancora all'Unciardone, la galera. Ho pagato un poco di gente, vediamo se riusciamo a capirci qualcosa. Meglio prevenire che curare. Alfio. Vabbè, quindi se l'aspettavano che il signor Salieri li avrebbe cercati. Vediamo il cavallo dipinto. Però manco pare dipinto, boh. Organizzazione corsa.
Un puro sangue arabo ha visto a correre giovedì camene. Lo registrarono come se fosse un cavallo raperrera. I documenti buoni i fecero. Non se ne addunarono niente. Il veterinario ci promise la sua parte. Ah, ok, gli ha promesso la sua parte. Anche se è già tradotto, sto cercando di capire se riesco a leggere bene il fogliettino. Queste quote a noi ci viene da testa a ritagliare meglio. Ok, perché giustamente è stato già approvato dal veterinario. Usata tinta grigia, non troppo assai, ma se no poi sicca e si stacca. O cavallo va a parere vecchio, no pitturato. Un biscuitato a darici o laudano, prima era spelata, no prima era gara. Il gente che va a pare stanco, ma non troppo scavigliato per correre. Se facciamo tutte cose precise, ce nascono un sacco di piccioli. Va bene. E praticamente stanno facendo una truppa. Una truppa con il cavallo. Questo non è un cavalduzzo. Un tencero per muggiare. Un puro sangue. Canne potremmo fare un sacchi di picciole, tu dico io. Pigliamo tutte cose. Caci hai tu canne pigliamo tutto. Para per da porta. Ok, apriamo la porta. Ora c'è qualcosa che non andrà, sicuro. Ah, Cassidy. I miei piccioli da rubarsi. Sapete come si usa questo? Come si usa? In una sola maniera. Non fare minchiate che ti indipendenti. Ora, tu mi dici subito dove si trova sto fetoso e Aifio. Unnetenis! Bastardi! Colle solfo! Colle solfo! Una birrera nuova! Ok. Anche se hanno una minchiata si può perdonare. Ma debolezza puro. A uno che sa rubare i piccioli mai io posso perdonare. Facito la così, pure tu ci rubassi a... Vedi? Pure lui l'aveva rubati. Forse lui l'aveva rubati prima. Però l'ha seccato prima ancora di farlo parlare. Ha una minchia lassaia mira, mamma mia. E muori. Ah, però il mirino si muove. Il mirino si muove, ecco perché sbaglio pure. Ecco, piglia di kiss. Qua sono ammucciato. Vai. Vai, basta. Arrivano da dietro? Minchia, non che arrivano. Vai. Vai, preso di striscio, ma almeno l'ho preso. Nello stomaco. In testa. Perfetto. Il cornuto era l'ultimo. Minchia, meno male. Rosa usa i miei piccoli per giocare e scommesse. I cavalli sani, i fa parere vecchi. Che isso? È l'ultimo imbroglio che fa. Guarda, vabbè, l'hai ammazzato, vorrei vedere. Ca, vai di mezzo ai peri e non ne vogliamo. Tu non aiuti. Sa, è un cavallo con piglia. Tranquilli, ci guadagniamo tutto. Ma che è sto bordello? I tammu ce la giocano a un magazzino dei galanti. A poi sta il male. Penserai, tu sai. E poi ne vedremo fino a perdere per Ma cos'è sto rumore? Non capisco. Ma aspettate che arrivano i vaide. Amone. Ok, è finito. La sacca e nasperoghiamo un'age. Ma che problema è? Non so che è successo, forse si era buggato qualcosa e quindi il suono era potente, ma...
facemmo un sacco di piccioli. Poverissimo, so Comunque, qua Salieri fa vedere tutta la sua furbizia, ragazzi. E lui è un grande stronzo che se non avete giocato il primo Mafia, giocatelo perché è veramente bello. Seguiamo Cesare. Pigliane uno. O potremmo mettere due a cominciare a baracca. Pigliane uno. Va bene. Perché proprio lui? Ma qua erano questi cristiani. Fai che effetto sarà la minchia. Pottetene. Non penso proprio. Chi è? Già dalle bitaisse? Vedi che ti stai aiutando. Faccio il controllo. Oh, non sa ma Dio t'allo dassa la camisa. Bravo. Sta cominciando a capire. È molto simile a una delle prime missioni del gioco, dove noi dovevamo prendere appunto le persone e buttarle in un angolino. Non mi parano tante ammucciate. Ancora non avevamo finito. Chi vuole salire? Mo te spalla. Minchia, non ci posso credere. Ah, dobbiamo veramente fare la fossa? Vabbè, parte il video in automatico, ok. Dopo aver spalato a lungo. Bella sta frase. Requiescat in pace. E da fetenzia, Pucchida. Bella anche la cheat ad Assassin's Creed a questo punto. Un rinnovato sei. Secondo te trovano defetose? Tranquillo, non ci viene a nascere in mezzo a me dei cavalli. E questo è anche vero. Meglio è. Pigliamo furgone e scappiamo. Ok, quindi ora ce ne possiamo andare. Vabbè, missioni abbastanza semplici comunque, Che fine feci? molto lineari, un po' come tutto il gioco. Tutte cose da ricordare. Ah, doma un motore. Aggiungo motore e aggiungiamolo. Allora, se roba non se ne va. Non magazzino, non necessito contenti. Tu pigliasciata per poi al mare. Ma va a ammazzare! Ma sei sicuro che salire a fedare? Isso nesce lo caice e non c'era mai. Maria, s'accura! Isso nesce lo caice. Madonna, 2 volte l'ho toccato. Ma dalla mente è tutta tasciata. Un'amica di famiglia. Come a Pasquale? Vedo però queste cose non mi facevano. Ah, e deve essere. La famiglia è in debito con il. Allora gestivo un contrabbando con Noage. E poi venne a sapere una cosa più grossa. Che è successo? Ai tempi Saleri travagliava con i Cerdito, un gruppetto di Santa Chiara. Un carico di armi dei Vagli era diretto a Poitalmaro di Roma. Lo Baroas. Solo non ce la faceva. Ma così si acquittaro con Noage e i Galanti. Un travaglio io riesco. Ammocciamo le armi fino a quando la situazione non si caimò. Ma Don Cerrito non si accontentò. Si voleva pigliare tutte cose. Saleri si sparò subito. I due ci a contare a me zio. U donne fece fuori prima che potessero fare niente. E noi ne fecimo un sacrificio. A salire ci toccò a paite. Ah, prima i pennilla, i vaiti un cucciolo sopra la coissa. Nella macchina c'erano lati. E a così finì a lucciaitona. Minchia. Si fece so anni. Non sa sberrettò mai. E zio queste cose non si scoglie. E qua è un santo. No, dicesse no. Comunque, stare tranquillo. Salieri è un nuovo c'è. Ne aiutiamo uno con l'avo tra queste cose. Per me Salieri è l'unico capo da aiutare, è lui stesso. Ecco, e sono molto d'accordo con Enzo. Piccio Itto cosa nostra. E fino a storia. E ora se cosa nostra pure tu, Enzo. Hai un momento un po' capito. Un giuramento, vincola uomini d'onore e passai. Alla stessa maniera. E certo. Che ragionamenti di merda, veramente. Un magazzino, più avanti, a costa tua. Siete che stavamo aspettando?
Brunello. Che sai, tu cominci a sé. Caimato sangue, Brunello sono, un compare Saleri. E io fui gune mo la mia. A devi ai te. Forza, viviamo. A te a buono te facessi. Ma come l'avessi a bene le due cose? Ah, ora t'intarias. E do spieto, conosci Cristiano e Joyce. Un modo o trovo. Un cavadura così, si fa tagliare. Ehi, tu venne lontano da qua. A qualche ricco bastardo di Palermo, prima che acchiano solo. Speriamo che concetta travaglia stasera. Solo a pensare a me s'attesa. Maria Cesare, che minchia. Che piace a te, T'attesa o te pure perché ti attacco qualche cosa? Comunque, incominciamo a salire e poi me ne vai. Oh, ma vero dici? Come no? Sei nata ma baissò e masso vecchio. Me ne vai a casa. Sta cominciando a pensare che tu non sei tanto giusto che ti hai. Un monaco mi pare. No, è capo la Isabella. Che è diverso. Che dici, ne divertiamo? Minchia, un bultello, sì, ti porta al mare. Signori, assettatevi. Avessimo potuto fare meglio, ma con Dante siamo pace e patta. Crisi sui vostri. E ce n'è pure per Don Torrisi, che ha una grandissima riconoscenza. Una pedissa, mano, Qua c'è Franco che sta cercando acquirente per la voce cosa. Uno c'è, ne manca una voce. Una volta Dante disse la verità. Aifio si affettò una pirrera o cantì con le zolfo, rispatato. Organizziamo un incontro d'affari. Che io potessi fare un rivenditore. Capace che ti riconosci, no? Certo che mi conosci. Ma oramai non può fare più niente. Ne avremo accata una pareia wine. Salute. Salute. Fratellanza. Quindi è capitolo 2. L'Immacolata finì? E non c'è stata nessuna festa? Strano, mi aspettavo una festa in realtà. A te, Enzo! Finisci le tampasere, bene qua! Buono, un minuto e arrivo. Ragazzuoli, io direi di fermarci qua con la parte 1, così da dividere il video in 2 parti /3. Vediamo quanto dura il secondo intermezzo. Mi aspettavo un DLC più corposo, invece è tipo un'avventura, cioè sono 2 capitoli, diciamo. 2 capitoli che fanno parte del capitolo 5 prima del capitolo 6. Carina, perché parla della storia di Ennio Salieri, quindi questo mafioso di Mafia 1, e di come lui raggiunge l'America a questo punto, e quindi come noi aiutiamo lui a diventare, diciamo, un uomo libero americano, un mafioso americano. Quindi, boh, mi piace perché alla fine rimane mafia, cioè non hanno cambiato nulla, hanno aggiunto qualcosina, ci sta, per il prezzo del DLC ci sta alla grande, alla fine è 10 euro. Con 10 euro molti giochi ormai danno solo contenuti estetici. Qui almeno abbiamo un po' di avventura. E abbiamo qualche chicca anche su Enzo, come poi è diventato appunto importante per Don Torrisi. E quindi abbiamo un po' di caratterizzazione. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video, ringrazio per il supporto come sempre. Se il video ti è piaciuto lascia un like o un commentino e noi ci vediamo per la seconda parte di Mafia Terra Madre Uomo d'Onore nel prossimo video. Ciao!